Giovanni viene imprigionato. Gesù va nel deserto. Gesù va nel deserto per essere tentato. Una delle prove più grandi dell'umanità di Cristo, una delle dimostrazioni anche che il Signore diede e ci lasciò perché noi possiamo essere consolati. Anche il Signore fu tentato. Non fu tentato soltanto qui, fu tentato molte volte ed è possibile anche intercettare queste tentazioni nella storia di Gesù che troviamo nei Vangeli. Ma qui c'è, come dire, una rappresentazione chiara della tentazione, perché lì nel deserto c'è la tentazione allo stato puro, senza l'influenza di qualcuno che lo spinge a sbagliare o l'influenza di un contesto. Gesù è nel deserto, non c'è nessuno con lui. E quando rimane solo, direttamente il diavolo lo tenta. È scritto che non fu tentato nelle 3 maniere in cui ci riportano gli evangelisti subito. È scritto che Gesù digiunò 40 giorni e 40 notti e alla fine ebbe fame. E noi possiamo vedere 2 meccanismi inversi. 40 giorni e 40 notti di solitudine in digiuno e preghiera interiormente rafforzano l'uomo, ma il meccanismo contrario, 40 giorni e 40 notti di digiuno, la preghiera c'è sempre, ma in questo caso parliamo del corpo, indeboliscono il corpo. E quindi Gesù si trova nel deserto forse più terribilmente di tutti gli altri personaggi che noi abbiamo esaminato. Perché vi ricordate, anche Elia camminò nel deserto per 40 giorni e 40 notti, ma Elia fu sotto la grazia del miracolo divino. Quel pane, quella focaccia, quell'acqua che il Signore gli diede 2 volte, gli procurarono risorse, non solo emotive, ma anche fisiche, tali che lui poté, come se fosse sempre sazio, camminare nel deserto. Qui Gesù sta 40 giorni nel deserto diversamente. È un Gesù che possiamo definire alla fine di questo periodo umanamente indebolito, non spiritualmente, ma umanamente. Perché le prove rappresentate, come ormai sappiamo bene, dal deserto, indeboliscono umanamente. E quando noi siamo deboli, quando siamo indeboliti, siamo più facilmente soggetti a cedere alla tentazione. Ecco perché questa storia che lo Spirito Santo ha voluto lasciare ai credenti di tutti i tempi ci dice precisamente che Gesù non fu tentato all'inizio, fu tentato alla fine, quando aveva fame, è scritto proprio così, aveva fame, debole nel corpo, indebolito, infiacchito, lì fu tentato. Ma la storia della tentazione di Gesù è una storia che ci fa vedere, sì, un uomo tentato, ma un uomo che non cede alla tentazione. E il primo insegnamento che questa storia ci deve dare è che la prova non può giustificare il cedere alla tentazione. Mai. Seppur nella nostra mente troppe volte il fatto che ci troviamo nella prova, che ci troviamo indeboliti, che siamo scoraggiati, che siamo atterrati, che abbiamo dei bisogni personali, ci rendono indulgenti verso noi stessi. E quando cadiamo nella tentazione diciamo siamo caduti perché eravamo provati, eravamo stanchi, non ce la sentivamo. Gesù ci insegna che anche nella prova noi non dobbiamo cedere alla tentazione, perché il grande inganno dell'avversario è quello di farci credere che possiamo anche tirare i remi in barca, possiamo anche cedere le armi, possiamo anche distrarci dal servizio e dalla lotta, possiamo anche indulgere in debolezze, perché tutto sommato
siamo giustificati dal fatto che stiamo soffrendo, abbiamo i nostri problemi e la prova ci sta stancando. Questo è il grande inganno dell'avversario, perché voglio ricordare a tutti, e il primo sono io, che la tentazione, se noi cediamo, ci fa sprofondare nel peccato, e il peccato conduce alla morte, e quando siamo morti possiamo raccontare tutte le storie sulla nostra debolezza, siamo morti. Ma Dio vuole che noi siamo vivi. E nella parola di Dio siamo incoraggiati riguardo alle prove e alle tentazioni. Quando il Signore ci dice: state tranquilli, perché non c'è una prova che vi piomberà addosso che sarà superiore alle vostre forze. E se sentite di non avere le forze, Dio vi darà le forze per uscirne. Quindi non cedete alla tentazione, ma confidate in Dio e continuerete a rimanere veglianti nello Spirito. Perché in definitiva per noi è più importante forse soffrire un po' nel corpo, ma avere garantito l'ingresso nel cielo. Amen. E quindi sì, possiamo anche sentirci deboli, ma non sia una giustificazione. Molti lasciano la fede, molti sprofondano in peccati, in vizi, molti smettono di servire il Signore perché dicono: sono stanco, non voglio più alzare le braccia per difendermi, sono così provato che non voglio neanche più resistere alla tentazione. È un inganno. Gesù ce l'ha dimostrato, Gesù non cedette. Seconda lezione che ci dà Gesù nel deserto. Lui resistette perché tenne ferma la parola di Dio nel suo cuore. E questo è quello che noi diciamo sempre quando meditiamo sulla storia della tentazione di Gesù. Facciamolo, fratelli. Teniamo ferma la parola di Dio nei nostri cuori. Teniamo ferme le promesse di Dio. Non permettiamo che qualcuno ci faccia cambiare idea riguardo a quello che Dio ha detto, perché Dio non cambia mai la sua parola. E Gesù tenne ferma nel suo cuore la parola di Dio. La usò per rispondere all'avversario. Gli lasciò un po' di libertà d'azione, ma a un certo punto io sorrido sempre quando leggo Gesù che prima di rispondere l'ultima volta gli dice: vai Satana, vai, perché sta scritto. Gli dice: ti ho lasciato adesso la libertà di dirmi quello che volevi, di portarmi dove volevi, sul pinnacolo del Tempio, sul monte. Ti ho lasciato, ma adesso vai, perché se hai visto bene, io sto fermo nella parola salda del Signore. Stiamo saldi nella parola di Dio. Anche se la prova ci può indebolire, indebolisce noi, non indebolisce la parola di Dio, non indebolisce l'adempimento delle promesse di Dio. E quando siamo deboli, che cosa facciamo noi? Ci aggrappiamo a qualcosa che è forte. Quando il vento ci trascina, ci aggrappiamo a qualcosa che è saldo. E seppur la prova ci può indebolire, noi ci possiamo aggrappare alla parola di Dio, che è ferma, e iniziare a rispondere non con i nostri ragionamenti, non con i nostri pensieri, ma con i pensieri della parola di Dio. Gesù non parlò di suo, Gesù semplicemente citò versi della parola. È Gesù Dio, Egli è la parola. Qualsiasi cosa avesse Lui detto sarebbe stata detta, poco più in là l'avrebbero detto i Suoi contemporanei, con autorità. Lui è la parola fatta carne. Quindi qualsiasi cosa Lui avesse detto sarebbe risultata potente ed efficace, ma decise di non usare parole sue, anche se sono sue quelle della parola di Dio, ma di citare le profezie, la legge, la parola del Signore, per dimostrare all'avversario che non può vacillare quello che Dio ha detto.
Infine, quando vinciamo la tentazione, resistendo all'avversario che sappiamo è una promessa di Dio, fuggirà da noi, noi vinciamo la vera prova. Alcuni cedono alla tentazione perché si lamentano della prova del deserto e dicono: sono giustificabile perché sono nella prova, devo uscire da quella prova, non rendendosi conto che la grande prova invece è la prova della tentazione, che ci vorrebbe far cadere, ci vorrebbe far scivolare dalle strade della grazia. Ma se noi, ancorati alla parola di Dio, come ha fatto Gesù, vinciamo la vera prova, che è quella spirituale della tentazione dell'avversario, è scritto che appena il diavolo lo lasciò, perché esattamente come ci suggeriscono le scritture, chi resiste all'avversario lui fugge. Appena il diavolo lo lasciò, Gesù aveva ancora fame. Gli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Appena Gesù vinse quella prova spirituale della tentazione, scoprì che aveva vinto tutto il resto. Dio lo stava benedicendo. Di lì a poco sarebbe uscito dal deserto, ma Dio soddisfò quell'esigenza umana che aveva di mangiare. Dio provvide anche a quello che era stato il tentativo dell'avversario di farlo cadere, perché lui era rimasto fermo. Gesù è l'esempio per noi che nel cuore del deserto, nella prova più atroce, se noi rimaniamo stretti alla parola di Dio, noi vedremo vittoria in un luogo di morte. Amen. Sia questo l'incoraggiamento. Ancoriamoci alla parola di Dio per poter vincere la tentazione anche nel cuore della prova e invece di giustificarci, vedere il trionfo del Signore sull'avversario e sulle nostre debolezze. Concludiamo così questa sera per lasciare qualche minuto in più di preghiera.